Come primo video del 2013, noi del presidio Silvia Ruotolo di Padova abbiamo deciso di iniziare il nuovo anno facendo il resoconto del 2012 delle mafie. Il primo dato che vogliamo sottoporvi e a nostro avviso è il più significativo è il dato freddo del numero dei comuni sciolti per mafia dal governo Monti. Sono in tutto 25, è un record di comuni dal 91 ad oggi, e questo forse è anche dovuto appunto dalla non presenza politica nella compagine governativa. Ad ogni modo, 6 comuni in Campania sciolti per camorra, spiccano tra questi Casal di Principe e Castelvolturno, 11 in Calabria, caso più eclatante appunto quello di Reggio, e 5 in Sicilia, tra cui la famosa Salemi, amministrata da Sgarbi, e 3 comuni nel nord, 2 in Liguria, Ventimiglia e Leini, e Rivarolo Canavese in Piemonte. Noi di Libera lo scorso 21 marzo siamo stati a Genova a manifestare in memoria delle vittime di mafia per la presenza delle mafie anche al nord, e questi dati non fanno altro che testimoniare che esiste una indubbia presenza delle mafie nel nord Italia. Quindi lo stereotipo, luogo comune della non presenza delle mafie al nord, ma che è un fenomeno prettamente meridionale, ormai è stato eliminato. A maggior ragione noi, cittadini che abitano in Veneto, abbiamo avuto nel 2012, verso la fine, ve ne abbiamo già parlato, una sentenza storica, la sentenza del processo Aspide, che ha visto la condanna di un gruppo criminale che faceva riferimento ai casalesi, condannati per 416 bis, quindi associazione mafiosa, e per un totale di 220 anni di carcere per una ventina di imputati. E questa è una sentenza storica perché è la seconda sentenza di mafia in Veneto. E questo ci pone un campanello d'allarme sulla presenza, sulle infiltrazioni mafiosi sul territorio. Se in Veneto si può parlare di infiltrazione, in Lombardia dobbiamo parlare invece di una presenza strutturata delle organizzazioni criminali calabresi, l''ndrangheta per intenderci, che può contare nell'Interland milanese una sorta di piccolo esercito di 1000 affiliati. Quindi il 2012 possiamo dire che è stato l'anno della definitiva consacrazione delle mafie al nord, o meglio, le mafie ci sono da decenni nel nord Italia, c'è stata una continua negazione, oggi nessuno può negare. Il caso appunto anche di Zambetti, consigliere regionale lombardo, che è stato accusato di voto di scambio con 'ndranghettisti, è penso il caso lampante di questo 2012 delle infiltrazioni mafiose al nord. E oltre naturalmente alle miriade di attentati che i mafiosi compiono nei confronti dei beni confiscati alla mafia, che vengono riutilizzati socialmente, l'ultimo appunto in ordine di tempo è il danneggiamento di Borgo Sabotino, e quindi fa registrare sempre una presenza anche delle mafie e un'avversità nei confronti di queste forme di lotta non violenta che Libera propone appunto in antitesi al loro dominio territoriale. Il 2013 noi speriamo che sia l'anno in cui si cominceranno ad affrontare, soprattutto a livello nazionale e politico, alcune tematiche centrali per la lotta alla mafia, cosa che si è fatto veramente molto poco degli ultimi decenni, ma in generale dall'inizio della Repubblica Italiana, e quindi un contrasto serio al fenomeno della corruzione, che è uno dei mezzi principali con cui le organizzazioni criminali riescono a infiltrarsi poi nel mondo politico, nel mondo economico. Una normativa efficace sul riciclaggio di denaro sporco in Italia non c'è, e questo favorisce l'arricchimento delle mafie. Il cosiddetto fatturato delle organizzazioni criminali ammonta
a 200 miliardi di euro, quindi una montagna di soldi che non entrano poi nelle casse dello Stato e sicuramente potrebbero produrre molta più ricchezza per noi cittadini. Sicuramente intervenire sulla questione dei beni confiscati, riutilizzo sociale, e molto spesso questi beni non possono essere utilizzati perché su di essi gravano ipoteche bancarie, e anche su questo bisogna intervenire, perché per ridare dignità ai territori vessati dalle mafie il modo migliore è riutilizzare quei beni, restituirli alla collettività. Ciò che la mafia ci toglie, lo Stato appunto lo riutilizza e lo ridà ai cittadini che hanno subito la presenza dei mafiosi. Un altro nodo cruciale è la questione del concorso esterno, della borghesia mafiosa, cioè il rapporto con esponenti esterni che fanno i cosiddetti uomini cerniera, che favoriscono Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. È una questione che va trattata, serve una normativa apposita, in quanto per adesso non esiste, e crea sempre molti dubbi e molti problemi a livello giurisprudenziale, e finalmente andrebbe a colpire il nucleo, la parte vitale delle mafie, perché la vera forza della mafia è fuori dalla mafia, è su questi uomini, la cosiddetta area grigia, su cui si basa la vera forza dell'organizzazione criminale. Senza un supporto esterno, senza l'appoggio di politici, professionisti, imprenditori, le mafie non riuscirebbero a entrare nell'economia e a incidere a livello nazionale e locale. E come ultimo punto, è quello che noi come Libera ci proponiamo di fare, è quello sicuramente di unire l'antimafia, troppo spesso spezzettata e che non riesce a mettere insieme le forze, e quindi noi speriamo che il 2013 sia anche l'anno in cui l'antimafia riesce a essere unita, perché soltanto uniti si riesce a sconfiggere le mafie definitivamente, anche perché il nostro obiettivo non è quello appunto di combatterle, ma è di sconfiggerle. E magari ho citato insomma soltanto eventi negativi, ma questo non deve scoraggiare in particolare noi giovani, anzi deve darci la forza per armarci di buona volontà e impegnarci tutti quanti, e quindi un impegno serio e vero, nella lotta alla mafia e alle mafie. E questo è l'unico modo. La società civile deve riscattarsi e deve andare in prima fila, metterci la faccia, e questa battaglia la si può fare soltanto tutti assieme. Quindi questo è un invito che vi facciamo noi, e come primo passo avanti vi terremo informati per tutto quest'anno di tutti i maggiori fatti che accadono, in particolare in Veneto, riguardanti le organizzazioni criminali di stampo mafioso. E con questo vi auguro buon anno.